Alessandro De Cara, allenatore dell'Aragona, esordio vincente a Palma contro la Gattopardo per 4-2. Sì, è stata una partita molto tirata, loro hanno fatto gol subito loro nella versione del primo tempo, noi abbiamo fatto il primo gol dopo 35 secondi dalla rete della Gattopardo e poi abbiamo gestito la palla e fatto il 3-1, siamo andati in tranquillità. La squadra un po' si è smarrita sul piano atletico a 10 minuti alla fine del primo tempo. È chiaro che dopo 5 solo allenamenti non è facile entrare in partita alla prima di campionato, c'è anche una tensione, c'è un'emozione, vincevamo 3-1 e quindi un po' si è seduta. Poi ho cambiato, ho fatto dal 3-5-2 siamo passati al 4-3-3, ho cambiato alcune situazioni di gioco e poi nel finire siamo passati col 4-2-3-1 e abbiamo chiuso la partita, siamo andati sul 4-1 e poi la Gattopardo a 2 minuti alla fine ha fatto gol sul rigore. Insomma, una partita buona, giocata bene nel primo tempo, meno bene nel secondo tempo perché quando tu acquisisci il risultato, vai sul 4-1, è chiaro che le tensioni cambiano. Ho fatto giocare tanti ragazzini che non avevano mai giocato in un campionato superiore agli allievi o alle juniores e quindi anche loro hanno fatto questo esordio che diventa importante per il futuro della squadra. Domenica esordio in casa contro il Montallegro. Non conosco il Montallegro, non conosco questa realtà, ma sicuramente avranno un'ottima squadra e che ci faranno soffrire e cercheranno di far propria la posta, però noi giochiamo in casa al cospetto del nostro pubblico e poi l'esordio in casa con un campo così straordinario, considerato che il campo è nuovo, dobbiamo cercare di fare nostra la vittoria e poi alla fine il campo sarà il giudice imparziale, sarà lui a decidere. Noi cercheremo di lavorare in questa settimana e preparare al meglio la domenica prossima, che è quella contro il Montallegro.